Ok, ci siamo. Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera. Ok, live cominciato. Ok, ok. Allora, vediamo un attimo, qua mi spacco anche tutto. Che non c'è ancora nessuno. Tatarararara. Sampdoria, Inter Sampdoria, ragazzi, mamma mia. Siamo ancora a 0 nel live. Oh, 4, molto bene. Allora, vediamo un attimo di entrare. Vediamo di entrare. Ancora non me la dà. Non mi dà ancora la possibilità di vedere la chat. Saluto tutti intanto. Ciao ragazzi! Inter Sampdoria, nella città di Sampdoria, dove ci sarà l'Adamico e il Moschito. A Ostialito. Dai, che voglio parlare, ma porca trota. Ho bisogno, per favore, dammi la chat. Tanto intrattengo il pubblico cantando. Si può dare di più, sempre di più. Allora, brutto stronzo. Niente, ancora nulla da ragazzi, io vi saluto, ma ancora non vedo chi c'è in chat. Ai ai ai. Siamo già in 9 e io non so chi sono perché. Per favore, devi comparirmi, brutto figlio della mignotta. Niente, non me lo dà. Mi scuso se ancora non ho salutato nessuno, ma non so chi c'è in chat. Che domaroni. Perché purtroppo sono dal tablet e quindi il tablet a volte è un po' rincoglionito. Per favore, se mi puoi dare il video. Niente, oh. C'è ancora quello 7, ancora quello dell'altra volta. Siamo in 11, li saluto tutti, non so chi siete perché ancora non ho la chat, porca trota. Mi sto anche incazzando, ufficiale. Alleluia, 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 alleluia. Da che ci siamo? Ecco, c'è anche la mia voce qua. Chat, eccoli qua! Ciao Antonio, ciao Marx, ciao Poleba, ciao Marco, ciao Alfonso, ciao Marilisa Fly, ciao The Ham Style, ciao ancora Mark, ciao ancora Antonio, ciao Maudulok, ciao Colli90, ciao Cruz Colt, come va la caviglia meglio oggi anche corso, ciao Vittorio, ciao Mark ancora, ciao Simone Battaglia, eccoli qua, Parapapà. Siamo qua, sabato sera, anche di lunedì sera. Siamo in clima Sanremo veramente, ragazzi. E vi porterò una canzone comediana. All'alba vinecero, vinecero, vinecero. Scusate ragazzi, momento di panico. Non vedo l'ora di partire per questo internazionale Milano vs Sampdoria. Eccomi, eccoci come sempre, sì vecchio mio, ciao Enea Zanardini. Come, la riabilitazione, com'è? Dai, adesso domani proverò a fare un piccolo allenamento, però riprendo dalla porta, visto che io
oltre a essere un bomberone, sono anche un portiere. E anzi, forse a volte come portiere ho avuto anche risultati migliori. Mi comincio intanto in porta. Parto dalla porta con calma e poi se sto meglio andrò fuori. Però adesso non posso assolutamente giocare fuori. In porta invece penso di sì, però domani faccio il collaudo. Insomma, collaudo come Dio. Oggi sei più pazzo del solito. Sì, Poleman, sì, sono pazzo. Canta l'inno dell'Inter, ma anche no. Avevo rifatto un inno dell'Inter perdente Inter Amala. Molto bello. Come è una sfortuna nel pack opening, lo so, perché ho fortuna nel gioco, ma sono fortunato in amore. Dai, quando arriviamo circa a 25 partiamo con la primo match. Oggi non posso stare proprio tantissimissimo, ragazzi, però volevo fare un video. Domani non ci sono la sera perché vado dal Paolo Bode a mangiare la pizzona, così perché dopo aspettiamo la mezzanotte e festeggiamo il compleanno del Cume. E poi penso che come mercoledì, non lo so, vediamo. Comunque, insomma, dai, dopo giovedì ci siamo. Adesso devo preparare la football manager con il Wolfsburg, penso, perché facciamo la carriera su football, adesso vediamo. Hai mangiato? Sì. Ah, come love, sei sempre pazzo, come lo so e ne. Iniziamo a giocare da not parole, vogliamo i grandi gol, speriamo con l'Inter, voglio stare amorosa, tutto bene. Voglio fare un gol sotto la Nord, comunque voglio andare sotto la Nord, voglio provocare l'Inter, li voglio provocare, cazzo. Li devo provocare, porca puttana. Però abbiamo bisogno di gente, cazzo, la condividiamola anche su Faccia Libro, per sicurezza, Raccia Libro. Allora. Faccia Libro. Live. Live. Comendiano. Live Comendiano. Vediamo se posso taggare la mia pagina. No, direi di no, era fanculo, fottiti, stronzo. Ok, pubblica. Ok, scusa, come posso dare 2 minuti per la partita e chattare con noi? Sì, The Ham Style, sì, The Ham Style. La Sampdoria 3 stelle, l'Inter 4, questa è un po' una cagata, però va bene. La accettiamo. Ora vediamo un po' di cose intanto, vediamo. Allora, info sulla competition, Serie A Team, classifica. Siamo sesti a 12 punti, il Napoli in fuga veramente, il 14 col fatto subito il Napoli show, poi Roma, Juve, Genoa, il Milan non lo vediamo, il Milan è bene 18esimo, il Milan diciamo che rispecchia bene il campionato, Magnaga qua nessuno fa un cazzo, l'altro anno campione d'Italia arrivo io, ultimi, bene, molto bene. Proprio il Cumendone purtroppo finora ha fatto solo un gol, capocannoniere Sau con 6 reti, tutte con me le ha fatte, Okaka 2 gol, Okakale. E Veneziano è un gol messo ancora male, dopo 9 giornate non è proprio positivo. Assist, forse ne ho uno di assist, forse. Sì, Veneziano, one assist. Il primo è Zuculini, grande Francuzzo. La chat la vedo però ferma, non vorrei ci sono dei problemi logistici. Oh merda. Forse è saltato qualcosa? Ah no, ok, sono semplicemente offline. Madonna, che paura che ho preso, cazzo. Però non vedo la chat abilitata. Che cazzo succede? Che a puttana ha detto male. Allora. Non vorrei neanche partire però io, Allora, video caricati, scusate ragazzi questi piccoli problemi, siamo già ai 27, cazzo, molto bene, ecco, chat, ecco la chat, eccola qua infatti, scusate, allora risolutiamo tutti un attimo, ok, allora, a football manager il Wolfsburg ho scelto. Come l'Inter magari. Ciao Alessandro Trotta, ciao Checco, ciao Total War, ciao Polemo già salutato, ciao Fabio, ciao Franci LOL, grande France.
È vero Cruz. Ciao Simone Battaglia. Ciao Lorenzo. Ciao Marx. Ciao Supergame69. Ciao Tecno. Ciao Gio Arrabela. E ciao Matti Matti. Ciao Dorengi Channel. E ciao Andrea Cannista. Ok. Ciao Matti si parte. Ciao Torquato. E si va ragazzi. 27 vanno bene. Internazionale versus Sampdoria. Fiori, bisogna fare un gol all'Inter, cioè il mio obiettivo è questo, mamma mia. Però metto la maglia rossa, no, mi interessa, divisa, maglia rossa che porta fortuna, speriamo. Quanto mi gasa la maglia rossa. Calcio d'inizio. Sì, sì che iniziamo. Ciao Ugo. San Siro, ragazzi. Bruttissimo striscione per Veneziano. Veneziano, sei la merda dell'Italia, vedremo stronzi. Eccoli qua, dai. Veneziano contro la Nord. Speriamo che ci sia una rissa tra Icardi e Osvaldo contro Veneziano, speriamo. La Sampdoria viene da una brutta sconfitta con il Milan. Un secco 3-0. Shaqiri. Palacio. Hernanes. Sentite, Cori contro il Milan, anche Icardi. Eccolo qua, i bad boy, Icardi. Ha promesso 3 gol contro Veneziano. Veneziano ha detto che vuole segnare, vuole proprio fare un gol, proprio esplodere in maniera obesa proprio. E siamo anche sotto la Nord, ragazzi. Siamo sotto la Nord, se arriva il gol sotto la Nord, ciao ragazzi. Sarà l'hai più bello della storia. Ciao Kume, ciao Marco. Ciao Monster Game. Osvaldo per Palacio, il Pala. Palacio Villa. Palacio Condominio. Palacio Condominio. Palacio Condominio, entrare, attenzione al Condominio. Condominio, Osvaldo, ok. Come Reus sarebbe bello, sì, Reus, Royce. Perché mi piace chiamarlo Reus perché a me, lo sapete, il Donut parola inglese è fenomenale. Ciao. Oh, grande, grande Budweiser che mi lascia il database aggiornato. Ti love Bud, grande, l'idolo della Sud. L'idolo della Sud. Osvaldo, Pablotto. Pablotto Osvaldo. Pablottino. Speriamo di andare. Voglio ingropparmi in Vanda, cazzo. Veneziano vuole il gol. Strafischiato Veneziano, vergogna però. Non si fischia un bomberone come Veneziano, attenzione. No, cosa fa? Attenzione il Cume. Mamma mia, mezza rovesciata, ma non è andata ben fine. Beh, se segnavo così, penso che me ne andavo. Ciao. 41, intanto ciao a tutti, ciao Andrea Lezza. Ciao Super Heroes. Qua no, chi è? Super qualcosa. Sì, Super Heroes, bravo. Grazie Bad, grazie ancora, però teoricamente dovrei saperlo usare. Attenzione, mamma mia. Va bene, lasciamo stare i Galiani, ragazzi. I Cori non lo so se c'è, penso che erano forse nella patch, forse. Brutti fischi a Veneziano, ragazzi. Cori razzisti per Veneziano perché è biondo, ragazzi. Incredibile. Incredibili i cori razzisti dei boys. È pazzesco quello che sta succedendo a Milano. Sei un biondo di merda. Veneziano se la ride, 26esimo, l'Inter non ha fatto nulla. Vidic. Mancini ha detto bisogna rispettare un giocatore come Veneziano che fa bene il calcio italiano, grande Mancio, che stimo molto il Mancio, grande Mancio, uomo di classe, è un figo proprio. Negatomo. Ciao Desmike. Parità collosa, Icardi, attenzione a Icardi, il super bad boy Icardi, Palacio, fuori di poco, mamma mia il pala. Ciao Gabriele Randazzo. Vanda e Torian avanti. Intanto altro striscione della Nord con scritto Veneziano, bravo solo a pettinarsi. Boh, veramente. La vergogna, ragazzi, la vergogna. Attenzione il Cume entra. Sentite i fischi per Veneziano, i fischi per il Cume, ma se ne frega. Il Cume se ne frega di tutto. Voglio un gol. Se non è sotto la Nord, almeno voglio un gol contro l'Inter. Dai il gol nella Nord. Attenzione il Cume. Il Cume viene fermato, mamma mia, i tifosi ancora che fiscano. Attenzione il Cume fa anche l'altruista, bravissimo Cume. Merda, l'Inter ha paura però, Grazie Budweiser ancora, Dai, vogliamo il bad boy veneziano, attenzione, rimessa lunga. E del Cume è solo.
Il Cume è solo... prova di testa, è una cosa abbastanza impossibile. Attenzione il Cume è un'occasione di sinistro. Niente da fare. Sì, il Project Car lo faremo, ragazzi. Che purtroppo è stata qualche piccolo bug ancora perché non è la versione finale. Però è un gioco che si gode. Veneziano prova a dar fastidio. Sta giocando meglio la Samp, però primo tempo buono della Samp a San Siro. Palacio. Ciao il mondo dei videogiochi. Palacio. Occio a condominio. Fuori. Finisce il primo tempo, ragazzi. Tanto conosce Seto Corsa? Sì, Torquato, lo conosco, preferisco Project Card. Comunque Ferrero in tribuna, ragazzi. E se la gode a vedere comunque una grande Samp, ragazzi. Una Samp molto propositiva, mi sta piacendo la Samp. Contro l'Inter. E Veneziano ruba palla. Dopo la perde, sentite ancora boato di fischi dalla Nord. Attenzione. Palacio vede. Eccolo qua. Noi vogliamo il gol all'Inter. Ciao Matteo Rizzoni. Partita molto collosa comunque, per quanto la Sampdoria sia propositiva. Ciao Giuseppe De Magistris. Non riesce a dare un... No, ma questo non è mai fallo, né ieri né oggi e forse neanche domani. Intanto siamo in 50, siamo venuti fin qua per vedere segnare il Comenda. Attenzione Icardi, il bad boy la sbaglia. Icardi si dispera. Grazie Andrea che fa il tifo per me che sei interista. Povera Inter e povero Milan, mamma mia. Povere squadre. Parlo della realtà, Niente da fare, l'Inter recupera bene. Adesso l'Inter sembra più, i tifosi dell'Inter sembrano più concentrati sul tifare per la propria squadra, al posto di insultare il povero veneziano. Attenzione Palacio, il pala, vedo Svallo bellissima, mamma mia, questa era bella questa. Veneziano prova la spondona, però c'è Vidic, ragazzi, e Juan Jesus sono bravi di testa, Villa, Osvaldo stavolta velo sbagliato. Vai Veneziano prova a correre ma non ce la fa, ragazzi, l'Inter comunque non è proprio facile da segnare, Non è facile fare gol contro l'Inter. Vidic, Shaqiri, Vidic, Villa. Attenzione a Villa per Palacio condominio per Osvaldo, Pablotto. Ciao Giassi, Fiorenza. Nagatomo. Devo entrare del fuorigioco. Ma che cazzo di passaggio è? Fioi sveglia però, Brutto secondo tempo purtroppo. Buon primo tempo, malissimo secondo tempo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Vai su Ranocchia, Osvaldo, attenzione Icardi. Grandissimo gol di Icardi. Attenzione Icardi, veramente sfotte tutti Icardi. Il solito Icardi, ragazzi, che sfotte tutti. L'Inter va in vantaggio. Ciao Ciccio 1000. Va in vantaggio l'Inter. Ciao Dead Soul. Molto male, esce Osvaldo. E Shaqiri entra. Pare che cazzo è Kovacic è in alto, non ho capito. Ma in vantaggio, niente da fare. Icardi ce l'ha messa in quel posto. Non riusciamo a toccare palla, Fioi, Attenzione, Peralta, nuovo entrato, Peralta, fuori. No, attenzione Peralta, stavo guardando la chat, Peralta, fuori godo, ma stiamo attenti ragazzi però. Filippo da Perugia ti saluto. Ciao Mattia, Panza. Secondo tempo disastroso però, non va bene. Vogliamo il gol di Venezia. Niente, non ne prende neanche di testa, porca puttana. Brutto fallo di Veneziana qua, Icardi, il vero bad boy purtroppo fino a questo momento. Lui che ha segnato, Kovacic, Palacio, Kovacic, Peralta, ancora il portiere Peralta, chi cazzo è? Io ne conoscevo uno degli inizio anni 2000.
Juan Jesus, fermato subito veneziano, mamma che disastro, Palacio, vede Kovacic, il Cova, Icardi, e c'è il gol di Nagatomo di testa, incredibile, prendiamo gol da Nagatomo di testa, surclassata questa Samp. Dai ragazzi. Diamo stai, io non riesco a rispondere sempre, perché comunque sto anche giocando, cerco di rispondere a tutti il più possibile. Dopo non riusciamo a fare niente, mamma mia che disastro. Un primo tempo positivo, attenzione per Veneziano, piccolo spunto di Veneziano, proprio un tiro impossibile, il Cube! Attenzione, il Cube prova di testa, l'incornata! Ciao fenomeno. Dai Cume, il Cume di testa, l'incornata, Mandanovic c'è, porca miseria. Ciao Tony. Inter a fare, Inter 2, Sampdoria 0. Veneziano un gol in 10 partite, non è una gran Serie A purtroppo, non è una grande Serie A. Ciao Gabri Cesa. Vediamo se il Milan ha vinto. Il Milan vince col Chievo. Mi hai fatto il regalo di compleanno una tua non ho capito in che senso Torquato, ma ti voglio bene. Male. Mi risale un po' la china. Vediamo l'allenamento. Vediamo come siamo in velocità. Se siamo ancora lenti. Bisogna migliorare in velocità ancora. Oddio ragazzi, il derby. Milan-Inter e derby, ma che sfiga, però, ma porca troia. Allora, menu giocatore, allenamento. Manca poco qua, leader. Abbassiamo un attimo il dribbling. Difesa anche 0, chi se ne frega. Ok. Ho bisogno della velocità in questo momento, sono ancora troppo lento. Ok, ti ringrazio. Sono contento che ti fa piacere e tanti auguri, vecchio mio. Sì, derby della lanterna. Sì, se non vinciamo il derby inizia una crisi profonda, Siamo in 60, cazzo, siamo sempre in tanti, grandi ragazzi. Vai, il derby. Ferrero ha detto o si vince o si vince. Ferrero è un po' deluso, onestamente. Ferrero comincia a incazzarsi. Mamma mia che diluvio al Ferraris. Vogliamo questo derby. I tifosi comunque credono chiaramente ancora in veneziano perché sanno che ha il talento per fare quello che vuole. Bellissima il Cume. Prova il missile! E il porco la para. Il porco di la manna la parata. Dai che si parte bene però. Vai Cume. Questa se non anticipa il Cume di testa sulla linea no! Cazzo, sulla linea no, Bertolacci recupera, Bertolacci se ne va, Alberto se ne va, Alberto per Mitra Matri, fuori. Okaka, ma perché non mette Mihailovic Okaka e Veneziano? Troppo bisogno di uno come Okaka, non capisco, mi toglie via uomini anche lui. Matri, Mitra Matri. Il gol della vita, attenzione l'Estienne. Gol della Genoa, mamma mia, gol del Genoa subito. Genoa 1, Sampdoria 0. Mamma mia che dura che è. Già il Genoa in vantaggio. Disastro puro. Dai fioi, dai cazzo, un po' di cuore però. Veneziano dribbla tutti. Veneziano prova a cambiare gioco, ma cosa fa il Cume? Erroraccio del Cume. Ciao Gianluca. Subito gol prendiamo, siamo in 63. Questo inizio della Sampdoria è veramente disastroso, Cume deve stare calmo. Ma non così però, ma che cos'è? Ma cosa sono sti passaggi? Beh, se andiamo così retrocediamo, ve lo dico. Sveglia!
E ancora il Genoa che può andare. Attenzione Matri, dai fioi, dai casa, tiriamo fuori gli attributi. Noi vogliamo 11 leoni. Bravissimo. Veneziano, ottima qua, ottimo fraseggio. E ci svegliamo? Bravo. Il Cume prova un tiro da fuori, recupera il portiere. Non ci siamo. È veramente un'impresa, fioi. Veneziano sbaglia ancora, bresciano. Matri, Ferrero è furioso, Matri, Mitra, mamma mia, il portiere della Parma forse arriva comunque al gol 2-0. Signori, sta succedendo il finimondo, Sta succedendo il finimondo, ragazzi. Contestazioni per Mihajlovic. Forse arrivano anche petardi in campo. Ciao Gallo. Mamma mia che disastro. Attenzione ancora a Genoa, rischiamo veramente l'imbarcata della vita. Bresciano. Mamma mia, questo live a livello di risultati finora è il peggiore in assoluto. Veneziano. Basta però. No, me ne vado a gennaio se continua così. Me ne vado a gennaio e me ne frego. Fioi, sveglia. Attenzione Yarmolenko, madonna, ma io non lo so, ma ci stiamo svegliando o cosa? C'è il Cume che è furioso in campo, il Cume è furioso. Il Cume prova la sponda, gli riesce come sempre, ma gli altri dormono. Basta. Basta, è inconcepibile vedere questo scempio, inconcepibile. Santana, vuole cambiare la musica Santana per Yarmolenko. Attenzione Matri, ma dormiamo, ma basta. Veneziano, buona giocata, poi la perde, non può neanche fare tutto lui però ragazzi, dai, un po' di animo, dai. 2-0 primo tempo. Cume quitta. Dio mio, veramente difficoltà incredibili in questo primo anno di Serie A. Non me l'aspettavo così tanto, attenzione, ancora! No, Fioi basta, me ne vado. La mia rescissione del contratto, vado al processo, ma che sbolo, Fioi. Ma ci svegliamo. Ferrero forse ha lasciato addirittura la tribuna, attenzione. Qua sono no, anche Veneziano sbaglia, allora veramente è finita. Tifosi sconcertati al Ferraris, ragazzi. Ancora Veneziano, sbaglia ancora. La sbaglio ancora, Dio santo! Oh, ma non ne mettiamo uno di passaggio, Fioi! Non stiamo scherzando, uè. Veneziano prova a cambiare gioco, vediamo se è lunga anche questa. Questa forse no. Veneziano di testa! No, altra mozzarella, mamma mia. Ciao Eli, ciao a tutti. Sveglia Samp, sì. Attenzione Matri fa quel che vuole, Matri come Maradona. Sampdoria imbarazzante, però veramente, Sampdoria imbarazzante. Fuori. Disastro puro. Ferrero abita nella città di Sampdoria, concordo. Veneziano, sponda un po' così. Niente, non ne va mezza, basta. Stai incazzando come una bestia, Attenzione Yarmolenko per il baratro. Il baratro puro, Lestien, baratro, palo, mamma mia. Baratro sempre più profondo. Lo schifo, ragazzi, lo schifo. Andiamo in Serie B giusto così. Ma va stile. Va ste merde. Sembriamo il Milan più scarso ancora. E ce ne vuole.
No, ma sembra, non lo so, ma sembra buggata, ragazzi. Ciao, The Am Style Game. Cos'è, un altro? Finora un gol ho fatto in 10 partite. È vero, negli europei impossibili, è vero. Attenzione, Veneziano. Veneziano, non sai che lui sbaglia ancora. Invece no, Veneziano per fortuna ha un po' di orgoglio. Ma no, ma fermo, sembriamo delle merde in calore, sembriamo. Veneziano, Veneziano, ha un po' di spazio, tira il missile! Chiaramente il portiere la para. Veneziano, Veneziano sbaglia tutto. C'è tanta tensione, ragazzi. La Sampdoria adesso rischia. Veramente qua lo teniamo per la retrocessione, figlio, 84esimo ormai è finita purtroppo il Ferraris. Un gol in 11 partite ormai se non segna oggi. La punta spuntata, ragazzi. Sampdoria veramente inaccettabile per la Serie A, Vai Kuma, un po' di orgoglio, ragazzi, un po' di orgoglio. Un po' di orgoglio! Ma niente, ma niente, ma niente. Dai che finisce qua. Derby straperso. Finita. Finisce 2-0. Sentite i fischi contro la Sampdoria per il Genoa. Vittoria meravigliosa. Veneziano si salva con un 6,5, ma disastro puro. Adesso sì che bisogna cominciare a pensare alla salvezza. Siamo 12esimi a 12 punti. Il Napoli. Oh, sconfitta per il Napoli, incredibile. Adesso ci capiterà il Napoli probabilmente. Almeno appuntamento con... ma non ci credo, ma dai! No, è vergognoso. È vergognoso, no, non ci credo. Milan, Inter, Genoa e Napoli. Vabbè. La cupola è tornata, ragazzi. La cupola è tornata. Siamo contro i primi della classe. Proprio, ragazzi, quando è così... È proprio il cupolotto, ragazzi. Il cupolotto. Il cupolotto. Fatalità, tac, Napoli. Beh, giusto, cioè, era chiaro, ma che a cazzo. Cosa ti che ridono. La cupola, ragazzi, il cupolotto. Il cupolotto. Vai, proviamo di fare il miracolo contro i primi della classe, vediamo, dai. C'è contro il Pipita, ragazzi. Il Pipita ci spacca il culo, il Pipita. Attenzione, Cardoso. Ha comprato Cardoso al Napoli. Il cupolotto domina. Veneziano. Prova una sponda in R. Vabbè. Mi saluti, intanto l'hai salutato mio nonno. E chi è tuo nonno, Yamstyle? Ciao Pro Gamer 2000. Insigne. Callejon. Ma fanno quello che vogliono, ragazzi. Ma finire che abbasso veramente il livello di difficoltà. Igua, help Peter. Ok, Veneziano, buon passaggio. La lascia scorrere il coglione per la... No, vabbè, cioè... Calma, come calma. Mi saluti, ciao Gabri Sigudo. Una crisi senza fine, una crisi con te. Dai ragazzi, fammi un gol, dai che battiamo i primi della classe, anche se il cupolotto ci sta sulle balle. Niente, Torello, assolutamente. Sì, ho giocato a Gran Turismo, uno dei miei giochi preferiti era però. Ciao Amedeo Miceli. Cardoso. Igua, help Peter, calcio. Che posso fare, ragazzi? Siamo 12esimi in classifica in un baratro puro. Attenzione al Napoli, c'è il gol del Napoli. No, non sta girando più niente. C'è il gol del Napoli, Radosevic.
Disastro proprio, non so che dire, fioi. Non so che dire. Siamo tutti scioccati, anche Torquatone è scioccato. Vai, vai, va, va. Pazzesco, però. Pazzesco. El Pepita. El Pepita. El Pepita. Insigne. Fuori. Non so cosa sta succedendo, so solo che non riusciamo a fare niente, cioè è una cosa imbarazzante. È proprio imbarazzante, beh. Guarda che sì, vabbè, però fioi, cioè. Vai. Cioè, non è che divertente così, non facciamo un'azione, non facciamo niente, bello. Insigne. Hamsik. Radojevic. Hamsik. Insigne. Callejon. Insigne. Mertens. Hamsik. Torello del Napoli. Torello scandaloso del Napoli. Cardoso. Igua. El Pipita. Mamma mia. Ervi Peretta è nero. Sì, poi regaliamo anche i palloni, cioè, allora vabbè. Allora. Il Cume prova un lancio e niente, anche il Cume è fuori fase, stiamo giocando malissimo, malissimo. Sono ancora riposato. Non tocco palloni. Anzi dai, però fioi, cioè, ma porca miseria, oh. Niente, se n'è buggata, non so cosa dire. Mi piace PES perché non ho stress, non lo so il perché mi piace PES, solo che mi sto innervosendo, fioi, calma. Ho bisogno di tutto il vostro supporto in questo momento, se no abbasso il livello, vorrei che forse in Serie A con la Samp devi abbassare, devi mettere magari il livello leggermente più basso, non lo so. Cioè. Finisce il primo tempo vergognoso. WWE quando penso entro fine mese. No, non tanto con grazie di tutto. Siete veramente in tantissimi. Mi dispiace che sto live a livello di prestazioni è un disastro. Non ho 2 sconfitte, stiamo prendendo anche questa. Un gol in 12 partite se non segno oggi. Cardoso. Callejon. Mertens. Samp da eccellenza, sì, Torquato. Cardoso. Fiori però se non ci mettiamo il cuore, però ragazzi, il calcio oltre alla tecnica, oltre al fisico ci vuole anche la testa e il cuore, Fiori, se no come cazzo facciamo? Don not parole proprio ragazzi, don not. Non riusciamo proprio a fare 2 passaggi in croce, Cioè, it's impressionant, proprio in inglese purissimo. Boh, vai. Veneziano, uno dei pochi palloni toccati dal Cume. Il Cume tira un missile! Vabbè, allora anche se la para anche il porco, però allora non lo so. Devo contare solo su di me comunque. Squadra proprio non c'è, attenzione, ti prego esci, bravo portiere. Sponda veneziana perfetta e dormono! Vaffanculo. Dammi il rosso, merda, merdaccia, dai, dammelo. Dammelo, figlio di puttana. Ciao, Damn Style. Il cupolotto è tornato, figlio. C'è poco da fare. Ciao, Damn Style. Veneziano, ancora un passaggio sbagliato. Dai, Cume. Niente da fare. Niente da fare. Cardoso, Insigne, Higuain, dai Pipita, segna il secondo con la sti fanciulli di merda.
riusciamo a fare un cazzo, non riusciamo. Veneziano, un'altra sponda vinta. Cosa deve fare quest'uomo? Non arriva un lancio neanche per sbaglio. Veneziano, prova il passaggio bellissimo. Ma tiro, ma cosa ti? No, guarda, cioè, bizzarri. Ciao Nicola Morra. No, non si cambia niente, ragazzi. Ma pare che non posso purtroppo nei live cambiare, abbiamo già provato. Ma il problema è che voglio reagire. Vai Veneziano! E come la mette? È silenzio! È silenzio! Io sto qui! E voi dove cazzo siete? Merdacce! 1-1. Gol di rapina pure, vaffanculo. Sì. Tac di sinistro, 2 gol di sinistro in Serie A, pazzesco. Solo di sinistro. Solo di sinistro. Solo di sinistro. Solo di sinistro, porchi. Cume 1, Napoli 1. E porca puttana, è arrivato. È arrivato il gol. Secondo gol in carriera. In Serie A, attenzione, ancora Veneziano. Adesso ci ha preso gusto forse il Cume. Il Cume la ruba. Il Cume la ruba. Il Cume la ruba ed è fuori di niente. Ma perché? È fuori di niente. Fuori di niente, fuori di niente. Ma dai che cominciamo a esaltarci. Il Cume ancora, ragazzi, che cuore, che cuore, che cuore. Che cuore, porca trota, che cuore. Mamma mia, per poco era la doppietta in un minuto. Dai, dai, dai. No! Mamma mia, grazie che ha saltato. Dai, che almeno un punto doveva portarla a casa. Almeno un punto lo voglio, lo pretendo un punto. Secondo gol, 2 di sinistra, è pazzesco. Beppe, Vara Veneziano come si esalta, però Vara Veneziano. Questo è il vero leader della Samp, un ventenne, cazzo. Veneziano. Veneziano cosa fa? Fallo. Fallaccio sul Cume, bravo. Bravo Cume che si guadagna il fallo. Bravissimo Cume. Vai, ti prego, la punizione della vita, la punizione della vita, la punizione della vita! Cosa fa Raffaele? Mamma mia! Mamma mia, cosa ha fatto Raffaello? È quasi finita. Vabbè, però tutte le sponde, se non ci sono io le vincono loro. Però Cardoso in Miku. Teniamo il punto che è prezioso. Miku. Bravo portiere, buttala su, bravissimo. Va bene. Adesso possiamo rivedere l'esultanza di Ferrero al gol di Veneziano. Un pazzo, signori. Ma che gol da bomber. Miku, buttala via, però ti prego. Ragazzi. Miku fa quel che vuole. Igua. No, Cardoso, no. Fuori, ok. 1-1, dai. Punticina portato a casa. Bravi fioi. Ah, mia, perché ero ancora abituato a Miku, il francesino ex Parma e Werder Brema. Buono, dai, buono. Punticino che fa morale, quantomeno, dai. Adesso non voglio neanche guardare la classifica per il momento. Un punto con la prima va bene. No, squadra nazionale, no, guarda, sei amichevoli, proprio ciao. Sì, ma però sono stuffo di fare amichevoli, Conte, c'è... Adesso voglio vedere un attimo una cosa, info sulla mia squadra. No, aspetta un attimo. Allora, database, info competizioni. Ma le nazionali non ci sono, porca puttina. Competizioni nazionali, ok. Ora siamo, 2014, siamo per gli europei. Fase gironi, siamo già... Italia, Belgio, Turchia, Ucraina, quindi siamo già qualificati. Ok, cazzo, contro l'Ucraina dell'ex Shevchenchino mio. Cazzo, girone anche duro abbiamo. Vabbè, allora l'amichevole, faccio l'amichevole, vabbè, me ne sbatto i coglioni, se vuole mi convoca. Farò le ultime. Te sono cazzo le amichevoli. Ciao Antonio. Sì, ho fatto gol 1-1 contro il Palermo. Oh, come no, ma guarda quanti stadi che hanno fatto, grandissimi. Quanto vi lovo, ragazzi. Sì, ma come fai a mettermi in panchina? Ma sei proprio uno scandalo di uomo, però, eh. Ciao, Booster. Guarda che bello, grandioso. No, però hanno fatto veramente, però. Queste sono le chicche che puoi fare con PS, grandi. Però non gioco, quindi vaffanculo Mihailovic.
T'ho detto che si dichiarerà da fare se la Samp sarà competitiva. Speriamo, Torque, speriamo. Dai, Samp, cerchiamo di fare qualcosa di positivo. Obiang. Dai, Fioi, dai, possiamo farcela colpa. No, però questo non è fallo mai. Mamma mia, ho rischiato veramente che... Il Palermo era l'altra squadra dove potevo andare, intanto. Dai, 2 gol in 12 partite, dai, pian pianino. 2 di sinistra poi, quello che è incredibile. Maresca, Rigoni, Della Rocca. Hanno di Bala, che di Bala può essere veramente un crack, Craccone di Abala, o di Abala o da Fancul. No, comunque, a parte scherzi, di Bala, un bel giocatore. Però ha fatto un errore ieri inaccettabile, secondo me, a questi livelli. Neanche un sbarbatello. No! Mamma mia. Secondo te è meglio PES 15 o 14? Beh, PES 15 assolutamente. Dai ragazzi, 22esimo. Finora la Sampdoria non ha fatto una merito. Cazzo, va bene. De Silvestri. Niente, ma poi abbiamo proprio difficoltà nel fare gioco. A centrocampo abbiamo problemi, secondo me. Traoré. Centrocampo pessimo, che manda messaggi, che disturba il live come indiano. Vediamo. Ah no, scusa vecchio, non posso risponderti adesso, attenzione di Bala, di Bala. Niente da fare. Dai, Okaka, dai, Fioi, dai. Okaka, dai, 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 gol! Gol della Samp! Gol della Samp! Traoré, 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 siamo sopra il Barbera, siamo sopra il Barbera. Sì, il Barbera ha fatto veramente bene, di Bala, di Bala, di Bala, di Bala. Bravi ragazzi. Mi dicono Okaka, ci vuole Okaka, Okaka più veneziano. Più forte Pazzino e Dembaba, nessuno dei due per me. La ritesta, secondo gol. Mamma mia, per poco. Buono, 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 ottimo primo tempo. Cioè, ottimo, un tiro, un gol, però va bene. Vai, secondo tempo ancora non gioco. Mihailovic. Milalovic. La città di Sampdoria vuole veneziano. Dybala, Dybala, Dybala show. Mamma mia cosa ha fatto lì, ragazzi. Dybala, nuovo crack del calcio, mamma mia. Dai, Fiori. Ciao Kevin Dema. Kevin Demale, Kevin Demale. Oh, che bravissimo. Traoré show. Gabbia di Manolo, il bel Manolo. L'uomo dal nome strambo. Manolo. Per Della Rocca recupera, ma ancora Manolino. La città di Sampdoria. Dybala. Rigoni. Maresca, attenzione. Un minuto di silenzio. Cosa ha fatto il Palermo e soprattutto cosa ha fatto Dybala? Cosa ha fatto Dybala, ragazzi? Cosa ha fatto Dybala? Proprio in silenzio stampa. Mi fa entrare. No, Mihailovic, che doveva essere il mio allenatore che mi portava in alto, su un coglione proprio. Vai, Fiori, Traoré. Fammi entrare, esci palla, esci palla, esci palla, esci palla, esci palla, esci palla, palla, esci palla, palla, esci palla, palla, esci. Attenzione il Palermo, Maresca, no, cercavo di non perderla, mamma mia. Forse entro, dai che forse entro. Attenzione, entra Veneziano. Finalmente, un quarto d'ora per dimostrare alla città di Palermo che lui è più forte di Dybala. Dybala versus Veneziano. Attenzione, subito l'occasione. Il bomber, dai che forse la segniamo lo stesso. Non ci credo dopo un secondo al primo turno. Però ragazzi, il veneziano è forte, che sport. Cioè il veneziano domina, il problema è che non ha una squadra in questo momento. Manola ha sbagliato un gol fatto. E Veneziano ancora la recupera. Però il dribbling non è il suo forte in questo momento. Cosa ha sbagliato Manolo però. Dai ragazzi, proviamoci. È ancora Veneziano che la recupera. Mamma mia che cuore.
Che cuore della città di Sampdoria. Brutto errore, brutto errore, brutto errore. Questo è veramente brutto. Dybala il crack, Dybala crack, Dybala crack, Dybala crack, Dybala crack per Belotti, gol, Belotti, gol. È errore del centrocampo. È là il problema, gol del Palermo, non ci voglio credere. Pazzesco, amici, pazzesco, pazzesco, non so che dire. Se lag, caricate, ragazzi. Veneziano prova a rubare, ma non ce la fa. Pressiamoli, pressiamoli. Pressiamoli, fioi. Belotti, Belotti. Ciao Emanuele Bovenga. Bellotti. Vasquez. Ennesima sconfitta, eravamo anche in vantaggio stavolta, mamma mia. Dai, crediamoci, ultimo secondo. No, ma passa la prima, però. Finisce qua, dove una vada a cagare. Disastro puro, veramente andiamo in Serie B qua. Ah, io me ne vado, la barca affonda e me ne vado. Faccio lo schettino della situazione, non me ne sbatto un cazzo. Accettabile vedere una squadra che gioca così. Inaccettabile proprio. Inaccettabile, mi dispiace, ma io non ci sto. Ciao Ciccio 1000. Dai, contro l'Empoli. Cerchiamo di vincere almeno contro l'Empoli. Ciao Enrico Carretta. 15esimi siamo, fioi. Non lo so chi può prendere Dybala, sinceramente. Penso il Milan che ha tanti soldi. Vai, proviamoci. Empoli Sampdoria. Dennis. Ciao Pro Gamer 2000. Partita molto difficile, partita collosa. Dopo un minuto è già collosa, ragazzi. Vai Traoré, vai Traoré. Non indovinano un cross neanche per sbaglio. Il veneziano non può arrivare, sì, però Fioi. Comenda, praticamente l'ho già detto, serve un'onorificenza lavorativa il commendatore, ma il commenda è anche tra virgolette uno stile di vita, cioè vestirsi sempre bene, giacca, cravatta, essere un po' così, insomma, un po' commendoni. Però scusate ragazzi, ma siamo già usciti in Coppa Italia con l'Empoli in realtà, adesso mi ricordo, quindi non è facile neanche questo ormai. Adesso giochiamo così, però è giusto anche andare in B, onestamente. Ciao Gallo. Bravo. Vai Come. Il Come prova a lanciare qualcuno. Dai, lanciamo qualcuno. Oh, ma proprio non riusciamo a... Bravo, dai, finalmente una cosa bella. Ecco, subito smentito. Vai Come, vai Come, vai Come. Ma quanto lunga è? Ciao Curusa Colt. Non ci siamo oggi, non ci siamo. Ciao Marco Petolicchio. Dennis. Attenzione a Dennis. Però veramente non ci mettiamo niente, né cuore né grinta. Cioè, è pazzesco. Forza Comendone. Grazie ragazzi che siete sempre vicini. Veneziano. Veneziano, buon passaggio. Dai che andiamo, dai Manolo. Dai Manolo. Il Come non ci arriva, non ci arriva il Come. Non ci arriva per poco, peccato. Ciao Andrea. Veneziano di testa non ci può arrivare. E dopo è lunga, chiaramente. Ciao Troll Wars. Andiamo Style, ti rispondo sempre, dai, non ti arrabbiare per piacere, perché ci sono anche gli altri, dai.
Quando posso cerco di risponderti sempre. Sei quello che saluto di più negli ultimi 2 live. Stai tranquillo, dai. Mi chiamo Ilio. Ciao Ilio. Dennis. Attenzione Maccarone. Maccarone, che culo, anche rimpallo. Ciao Mr. Pagan. Oh, ciao Hannibus. Ecco Hannibus. Ciao Hannibus. Che disastro, mamma. Ciao Flavio. Vai. Ma a me doveva darla quel porco di Traoré. Ma dai, no, vabbè, tutto pagato. Cupolotto è tornato, fioi. Dai. Veneziano, tiro di merda. Ciao Doppiav. Ciao Andrea. Occhio. Utilizzo l'arma segreta, sì, la terza gamba. Ma vale ancora, Maccarone, Maccarone. Ma li regaliamo anche i passaggi. Meno male. Manco male. Finisce il primo tempo 0-0. Penso di abbassare il livello comunque. Forse abbassiamolo campione, che tanto cambia poco in realtà. Però forse c'è è un po' più equilibrato. Perché non sempre il livello massimo è quello giusto, ragazzi. Questo è un consiglio che do anche per altri giochi. Non sempre il livello massimo rispecchia la realtà. A questo punto proviamo ad abbassarlo un attimo. Val di Fiori. Cioè, prima tocco neanche una palla, cioè, almeno è più equilibrata, perché se no Fiori veramente diventa una natura di coglioni, Maccarone, Maccarone, Big Mac, Big Mac, Big Mac, Big Mac. Ora arriva mio nonno. Bene. No, no, proprio è inaccettabile giocare così. Proprio inaccettabile, Dennis. Dennis. Come frustratissimo. Occhio. Ma guarda che... No, però veramente, cioè, è una roba inaccettabile. Sì, sì, dai, abbassiamo il livello sicuro. Campione, giusto. Campione il livello giusto, a mio parere. Maccarone, 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 gol. No, no, proprio non c'è storia. Ciao, Bomber 21. Inaccettabile, proprio troppo squilibrato. Marico in Serie B era già un po' diverso, perché comunque io avevo uno skill un po' più alto, però adesso veramente non è equilibrato, non è reale così. E mi piace la realtà. La realtà è campione. A campione ce la possiamo giocare. Sarà dura anche a campione. Sarà molto dura. Io perché i giocatori fanno cagare, questo purtroppo c'è tra poco con livello. Guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba. Il cupolotto è tornato, Fui Dennis. Maccarone. Veneziano. Veneziano. Vai Kuma. Sì, te lo consiglio Project Car. Ciao Gennaro. Ciao Andrea. Sono senza parole ragazzi, perché non è gioco così.
Beh, basta, basta, madonna, basta. Ciao Francesco Sardella. Assedio puro. Ciao Alessandro degli esposti. Boom. Verdi, Dennis. Veneziano sponda, niente da fare. Dai, fischia presto che voglio cominciare a giocare, veramente mi ho perso anche fin troppo tempo, con un livello che non è giusto per questa modalità. Guarda che roba! Ciao Frank99, Verdi. Bello, finisce qua. Gran Turismo era un super gioco, l'hanno rovinato per me. Devo cambiare il nome al live, sì ragazzi, scusate, è vero, avete ragione. Avete ragione. Ok, ennesima sconfitta, siamo 16esimi in piena lotta per non retrocedere, molto bene. Italia-Serbia amichevole, non me ne foto un cazzo, proprio l'ultima cosa che voglio fare è l'amichevole, le farò dopo, più avanti. Adesso devo pensare alla mia Samp, sistema, campione. Ok. Dai, prossimo gioco anche la nazionale, adesso voglio un attimo riprendermi il campionato però. Udinese Samp, dai. Adesso deve cominciare la nostra stagione ragazzi, la Sampdoria ha fatto un ritiro di una settimana, fioi. Ritiro di una settimana per la Samp. Divisa rossa e andiamo. Adesso sarà sicuramente più equilibrata, ma non sarà più facile. Assolutamente, solo che ce la giochiamo un po' anche noi, perché sennò... Vai. Udinese Sampdoria. Ferrero ha detto che è l'ultimo out per Mihailovic. O si vince o si vince. Ferrero no furioso di più. Comunque aveva una squadra a cazzo da lottare quasi forse per Europa League, porca puttana. Ciao Damn Style. Muriel. Ecco, visto, non cambia poco. È proprio la squadra il problema. Nel senso, il livello tra campioni e superstar, la differenza è minima. Purtroppo la differenza è quasi inesistente, solo che ho 2-3 occasioni in più. Quelle 2-3 occasioni in più devo sfruttarle al massimo. Un momento di crisi nera, mamma mia. Vai Kume, bravissimo Kume, la recupera. Veneziano la recupera. Fallaccio ma non lo fischia. Ma passala. Niente, neanche rimessa. Potevo scegliere il Palermo, sì, a sto punto. E che volevo andare per Ferrero, cazzo. Ma guarda che no, vabbè, cioè. Bravo Veneziano, dribbla tutti Veneziano. Il Veneziano ne dribbla. E mi dà il fallo, bravo. Ciao Enrico, dai fioi. Bellissimo, era bello lo schema stavolta, era bello. Peccato. PEX Galaxy la faccia, Google, PES Galaxy e trovate tutto. Diciannovesimo ancora 0-0 il Friuli. Va bene, sono anche il fallo chiaramente. Il portiere la prende, dai ragazzi. Rialziamoci cazzo, da una crisi senza fine. Inter non mi fanno un passaggio giusto.
Prossimo anno ce ne andiamo. Forse anche a gennaio, perché non posso sprecare il mio talento con sta merda di squadra, mi dispiace. Ciao Vanni, Cucciol, Fernandes, Zapata. Va, finisce il primo... No, fuori gioco, fuori gioco. Segna Kuma, io ci sto provando in tutti i modi, ma... Muriel. Comunque il bello di questa modalità è che comunque il livello conta fino a un certo punto, cioè è proprio la squadra che fa tutto, nel senso è una cosa bella da una parte ma brutta dall'altra, perché in questo momento non gira proprio niente. Non gira proprio niente, non gira. Ah, ragazzi. Grazie Franci LOL, troppo gentile. Storia con me, speriamo. Anche Veneziano lo vedo stanco, però lo dopo faticato. Ok, Amstyle, va bene. Un po' il dominio puro, troppo lunga, troppo lunga. La crisi continua, ragazzi. Ciao Gabri Sigudo. Purtroppo non jazziamo proprio. Il come prova a difendersi, ma niente da fare, ancora niente. Ferrero è veramente scioccato in tribuna, non sa cosa fare, non sa cosa dire. La cosa bella di live è che farò tante stagioni perché siamo già alla 16ª giornata, ragazzi. Questo è proprio positivo, potrei proprio arrivare a fine carriera anche volendo. Io proverò invece la pazzia di andare al Borussia forse a gennaio, vediamo come va. Però non so se mi vogliono, con la stagione che sto facendo. Veneziano. Devo fare bene adesso, Veneziano! E allora vai a fanbrodo, però. Il Cume vuole l'incornata, ma non ci arriva. Gli angoli li battiamo malissimo comunque. Veneziano ancora. Veneziano, tiro a giro. Veneziano! Terzo gol finalmente di destro. Esplode. Calma, io sto qui e tu dove cazzo stai? Gol del Cume. Grande Cume, grandissimo Cume, grande gol del Cume, finalmente ogni tanto arriva il gol Allan. Dai, sulle ali dell'entusiasmo, facciamo bene sta parte di stagione, poi forse ce ne possiamo andare. Vai Cume. Ho già la testa. Io vorrei stare anche alla Sampdoria, perché comunque è la prima squadra di Serie A, però giochiamo così, fioi. Dai, fioi. Dai, dobbiamo portare a casa questi 3 punti assolutamente. Il Cume prova a fare il secondo gol, è bravissimo qua, però l'Udinese difende molto bene Fernandes per Guglielme. Ancora Udinese molto forte, l'Udinese in difesa adesso. Attenzione Muriel, l'uomo un po' grassotto. Muriel. Perde palla Muriel. Veneziano. Niente da fare, è stato un fulmine a ciel sereno sto gol.
Sentite i cori per l'Udinese, incredibili. Ma i cori dell'Udinese ci sono, Tero. 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 Ancora Tero per Muriel. Occhio ragazzi, Zapata. Per Tero, non ti prego, non prendiamolo. Tero. Fuori di niente, grazie, Beppe. Veneziano, sponda egregia. Dai che cominciamo a rivedere le azioni del Cume. Si ricominciano a rivedere piano piano. Ragazzi ci sono sempre, lo sapete, Veneziano si gira, se viene fuori gol così viene giù lo stadio. Peccato. Però che sofferenza, fioi, che sofferenza. Ciao Matt, Jet 568. Bellissima, Fioi che Samp adesso. Tratti di Samp Bailado. Calcio Bailado della Samp. Ecco, è troppo presto ho parlato. Vai Cume. Non è fallo purtroppo, sbaglia quel Cume. Occhio Fioi, teniamo duro. Chi mi ha insultato? Marx, cosa ha detto Marx? Ok, 1-0, grande vittoria. Grazie ragazzi. Finalmente una vittoria decente, perché la puttina. Manco male. Vediamo se siamo un po' risaliti. Siamo 13esimi, dai, pian pianin, Cume. Pian pianin. Terzo gol intanto è arrivato. 16esima giornata Sampdoria, Verona, ragazzi. Partita in casa da vincere. Siamo i traspersonali, sì, cazzo. Adesso vediamo, cerchiamo di fare qualche altra bella partita, vediamo se possiamo avere un'occasione di andare al Borussia. Sarebbe bello andare in Germania, magari mi faccio 2 anni al Borussia con Royce, se ancora là chiaramente, e poi magari tentare il Milan, e dopo chiaramente andare un anno in Inghilterra, cercare di vincere l'anno in Francia. Adesso vediamo, intanto pensiamo a questa stagione perché siamo ancora pippe, Taxiris. Sorensen, dopo questa se volete parlo un po' in chat, è che so che a voi piace tanto vedermi giocare, quindi ragazzi è per quello che gioco anche sempre, come cerco di rispondere il più possibile. Il Wolfsburg lo faccio su Football Manager. Attenzione Veneziano si invola, il Cume si invola, dai Cume, dai che la Samp mi sembra leggermente più in forma. Il Cume fa tutto, può far tutto Cume, li salta tutti il Cume, li salta tutti. Non salta nessuno. Lopez recupera. Cambia scarpini, li cambierò il prossimo anno. Dopo 2 anni c'era il cambio. Penso che andrò ad Adidas. Anzi no, prima Lotto, poi Adidas e Nike per finire, chiaramente. Perché volevo avere un po' come la realtà, avere più contratti da quelli più scarsi a quelli più fighi. Un altro episodio di carte penso domani, se ce la faccio domani, no, domani però è un giorno un po' difficile, sono via tutto il giorno, vediamo, comunque spero di registrarlo e di postarlo, perché questa settimana sarò un po' impegnato, anche perché è il mio compleanno tra poco. Come mettiti la barba? No ragazzi, io sono sempre sbarbito, difficilmente la barba, qualche volta ce l'ho, ma proprio raro, proprio quando non ho voglia di farmela. Dai fiori. Che azione strepitosa, vai Beltoso, Veneziano di testa, l'incornata di merda, ma non riesco a tirare di testa una volta, oh. Il Verona non ha messo Toni, se l'ha squalificato forse, o si sarà ritirato, boh. Nico Lopez per Gomez, Taleb, e il Taleb ragazzi, occhio al Taleb, di testa qualcuno, meno male. Lazzaros, Faltan. Vai Cume.
Oh, il Kuma cosa fa? Il Kuma è strepitoso. Il Kuma se ne va. Il Kuma in campo aperto. Il Kuma in campo aperto. Il Kuma in campo aperto. Niente da fare. Il coso che registra la PlayStation 3 a Avermedia Game Portable. Sì, di testa non va, ed è il mio. Vabbè, ciao. Sarebbe il mio punto forte la testa, Un live su MotoGP, certo ragazzi, ci sarà il live su MotoGP, sapete quanti live ci saranno di giochi nuovi, adesso facendo PES perché è il momento PES, diciamo. Però ci saranno live di tanti giochi. Il gioco del Kuma assomiglia a quello di Loriente, sì, anche se io diciamo, nella realtà sarei proprio più un Luca Toni, mamma mia che rischio. Live su GTA, certo. Comunque ragazzi vi consiglio di guardare i miei live in differita. Cos'è? I live in differita perché spiego tante cose. E anche se sono in differita sono comunque sempre belli a mio parere, nel senso sempre divertente. Magari non li guardate tutti, fate un po' spezzoni perché comunque sono 2 ore di live, sono un po' pallosi magari. Veneziano, niente da fare, recupera molto bene la difesa veronese. Sì, F1 2004 l'ho finito delusissimo, pieno di bug, pieno di problemi, fa fanculo F1. Spero un 2015 bello di Next Generation, perché sennò saluto F1 ragazzi, Che la mia squadra fa sogno veramente poco. Pare che siamo poco tutti, però la mia squadra ancora meno. Veneziano, sponda meravigliosa. La Sampdoria si può distendere, la Samp si distende. Molto bene. Riescono a fare un cross degno di nota però. Sempre come pazzo ragazzi, sì, MotoGP lo prenderò per PlayStation 4 sicuro, quindi è chiaro che avrò già l'abbonamento, ma non preoccupatevi che l'abbonamento lo faccio, un po' di pazienza fioi, comunque su 14 euro per 3 mesi, non dico che mi spacchi i coglioni, però secondo me è un po' assurdo, cazzo, potevano fare un po' più alto, però sempre, secondo me era più giusto. No abbonamenti di 3 mesi così. Veneziano, bravo Kuma, il Kuma la passa molto bene, adesso basta solo fare un bel cross, ecco appunto. Un abbraccio dall'Irlanda, grazie. Giochi a calcio realmente sì, anche se sono fermo per la caviglia. Calcetto adesso purtroppo no calcio perché ormai sono vecchio per il calcio. Vai fioi. Niente da fare. Dai Kuma. E il Kuma fa il numero. Il Kuma fa il numero. Il Kuma cosa vuole fare? Qua il Kuma ha fatto un po' una stronzata, Niente, giochiamo male però, giochiamo male. Quanti anni hai? 27 dopodomani. Vai Venezianone, vai Venezianone. Bel passaggio del Cube. E c'è il palo della Sampdoria. E poi il gol. No! Gli ho fatto un assist strepitoso e prende il palo e dopo sbaglia un gol così. Ma non è, ma è assurdo. È proprio assurdo però. Guarda schermo, questo è proprio lo schermo Samp, però di merda è venuto. Mamma mia che errore però, ma che errore. Ma dai, era il gol, ma non ci credo, mi cadono veramente i coglioni per vedere queste cose. Il Kuma, buon passaggio, però dormono i miei amici. Sì, i miei amici, i miei compagni di squadra. Oddio, panico. Panico, 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 paura. Vai Veneziano, bellissimo il Vene. Il Vene se ne va. Vai, 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 un bel cross, vai, un bel cross. Bello. Mi saluti, ciao Tommaso De Martini. Vai Kuma, questa può essere un'occasione di testa deviata.
Il Cume non ce la fa, non ce la fa. Stiamo giocando un po' meglio, però, ragazzi, che fatica. Il Cume è proprio un tiro impossibile. Parato di Rafael. Lagga tanto, se lagga ravviate, ragazzi, No, Fioi, no, no, no. Come saluti mio nonno? Ciao nonno di Mark, grande nonno, no! Fuori. Veneziano, vogliamo la spondona, bravo. Vai Cume, niente. Bravo che lei la ruba, ma proprio i miei compagni dormono, niente da fare. Sì, mi ricordo M-Style, sì, quando ho fatto quella serie. Ti chiamo... AM Stile ti chiamo, proprio come piace a me in vero inglese. AM Stile. Me la ricordo, sì. È stata bellissima, è stata. Questa però è un po' più dura, ragazzi, perché mi rendo conto che non è facile. Siamo partiti dal basso, è un po' più dura. Vai Comendone, provaci di fisico. Siamo al 91esimo, è quasi finito ormai il gol in zona Cume. Vediamo se c'è il gol in zona Cume. Vogliamo il gol in zona Cume. Il gol in zona Cume. Niente da fare. Finisce qua 0-0, almeno portiamo a casa 4 punti in 2 partite, dai. Consoliamoci. Ciao fratello di Mr. Pigan. Dai, qualche punticino almeno per salvarci. L'altro anno la Sampdoria è finita 15esima, quest'anno siamo 13esimi, sono che mi sembra. Napoli in fuga. Genoa, bel campionato. Proprio il Genoa sta facendo un bel campionato, maledetti, come i miei avversari. C'è il Pescara, ecco, Pescara in casa, sono ultimi. Salviamo intanto. Oh, sono leader, ragazzi. Sono leader. Perfetto. Questa è una bella notizia, Fioi. Adesso possiamo... ok, dribbling. E c'è. È vero, la rivincita col Pescara anche. Qua ho fatto tutto, sì, ok. Sono anche leader. Salviamo. Adesso la squadra deve avere un beneficio, da questo. Come gol. Dai, vogliamo la rivincita col Pescara dopo l'Altrano, cazzo. Divisa. Vai. Come ciao zio di Gabriele Nobile. Ciao Domenico Cenere. Come puoi dire un pollo? Un pollo. Vai. La VRC è un gioco che vorrei fare, adesso vediamo. Vai veneziani, adesso sono leader, porca puttana. Adesso sono leader. Dai però. Ciao Leonardo Zanchetton, ciao il Secco. Ciao Giuseppe Lancia. Ragazzi, faccio questa e un'altra partita e poi devo andare. Oggi sarà un live un po' più corto perché purtroppo ho delle cosine da fare. Speriamo di chiuderlo bene, cazzo. Almeno con sarebbero 2 vittorie. No, bravissimo, mamma mia che culo. Ecco, dopo sto coglionazzo fa sto po' di errori, vabbè. Se lo vinciamo in casa col Pescara è grave, però Ferrero vuole assolutamente 3 punti. E Mihailovic anche. Dopo che Mihailovic si è salvato dall'out-out. Vai veneziano! Il Vene! Troppo centrale, non mi aspettavo neanche io di prenderla. Lunga.
Prossimo live penso o mercoledì o giovedì su Football Manager. Bravo, come di testa, però non puoi sbagliarmene così, porca leva. Ciao Angelo Fabiano. Da Silva. Guarda come gioca il Pescara, fioi. Vai Cume, bravissimo Cume. Dai, un bel contropiedone. Vai, un bel contropiedone. Vai Samp. Vai Samp nella città di Sampdoria. Niente da fare. Questo è un fallo osceno. Questo è un fallo osceno. Sì, mercoledì faccio gli anni, però è giusto. Sì, hai ragione in realtà, cazzo dico. Probabilmente non ci sono né martedì né mercoledì. Vediamo, dai, vediamo. Non vi prometto niente. Comunque giovedì, al massimo giovedì, se non ho altri impegni. È una settimana un po' così. Amnesia, non lo so se farò amnesia, non saprei dirtelo sinceramente. Vai Cume, il Cume al volo! Mamma mia che gol! Signori, io sto qui! Mamma mia che Cume! Mamma mia che gol! Fulmine c'è il sereno e il Cume la mette. Grande veneziano, bel gol questo. Quarto gol in Serie A. Vai Comendone. Il Comendone. Ecco il Pescara, non si può non vincere col Pescara. Il Comendone, peccato. Bravi ragazzi, bravi. Tira. Boom. Dai, la prima doppietta in Serie A. Fuori di poco. Vai a fare tiki-taka. Veneziano bravissimo. Madonna, finalmente vedo una Sampdoria degna di nota. Finalmente una Samp degna di nota. Di testa il Cume. Non ci arriva di poco. La palla rimane lì ma non la prende Veneziano. Di testa non me ne vanno per il momento. Il Cume. Si gira il Cume. Benissimo. Palo sceno del Cume. Non ci credo cosa aveva fatto il Cume. Girata di tiro strepitosa. Palo sceno. Poteva essere la prima doppietta in A. Mamma cosa aveva fatto il Cume. Vai il Cume di testa. Ed è l'incornata di testa. E sono due. Doppietta del Cume. Doppietta del Cume. E tutti lo abbracciano. Grandissimo gol di testa di Veneziano. 2-0. Sentenza veneziana. Sentenza pura. Finalmente il bomber c'è, porca puttana, almeno col Pescara. Si impalla tutto. Oh. Ferrero, guardatelo! Guardate Ferrero, ragazzi, Ferrero è impazzito. Ferrero è veramente impazzito a vedere un Cume così. Adesso vediamo la prima tripletta, il Cume deve ancora fare una tripletta nella sua carriera. Sarebbe bello farla in Serie A così. Così Ferrero veramente si spippetta. Sentenza veneziana, ragazzi. Però stiamo calmi, Melchiorre. Caprari. Col Pescara lo sapevo che potevo fare la grande prestazione. Buon 2-0. Sì. AM style, ostile, come vuoi tu. Questa è una prestazione degna del miglior Cume. 2 gol proprio meravigliosi, cazzo.
Il Cume, girata meravigliosa del Cume. Attenzione, la Samp si distende. Il Cume vuole il terzo. E il Cume vuole il terzo, peccato. Il Pescara non c'è. Quando gioca la Sampdoria segna sempre il Cume gol. Il Cume gol. Caprari, cerchiamo di non prenderlo. Caprari, Melchiorri. Il Cume. Il Cume cosa fa? Il Cume cosa fa? Se viene il gol viene sul Ferraris! Mamma mia! Vai la tripletta, peccato! Auguri Mark per il tuo torneo. Ma no, che brutto sto passaggio. Mamma mia che brutto. Finalmente una bella Sampdoria. Ci voleva l'ultima della classe praticamente. E sempre con le neopromosse giochiamo bene però. Questo dobbiamo sottolinearlo. Grazie Fabio, piatto. Melchiorri. Veneziano non si vuole più fermare ed ecco il veneziano, mini cost to cost, ma che passaggio è? Sì, dopo vedo come va il Bari, giusto, bravo, e bravo Torquato. Vai veneziano, 4 pure prevedibili, quei dribbling sono ancora scarsissimo purtroppo. Ciao Giuseppe Lancia, buonanotte. L'Empoli va e l'Empoli, il Pescara buon tiro. Comunque buona Samp, dai, almeno in casa col Pescara abbiamo fatto una bella vittoria, 2 super gol di veneziano. Ecco la quantificazione del Cume, però non tipico passaggio per il Cume purtroppo. 2-0, grande Samp. Adesso andiamo a fare l'ultima partita, dai. Bella Manolo, ciao piccolo Manolo. Ok. Sampdoria 12esima, molto bene. Napoli, ragazzi, che Naples, raga. Quinto gol in Serie A, porca puttana. Bologna, Sampdoria. 18esima giornata. Grazie Marco. Ciao Matti Jet, buonanotte. Final match, salviamo. Andiamo a fare l'ultima partita di questo live. Prima vediamo cosa sta facendo il Bari, però. Vediamo un po' il Bari. Allora. No. Database. Serie B. E il Bari. Il Bari senza il Cumenda è sprofondato al 18esimo posto. Signori, il Cume fa veramente la differenza. Signori, che Cume sontuoso. Per vedere il segnale, il Cumenda. Vai. Ultima partita. Cerchiamo di vincere anche questa col Bologna. Un'altra neopromossa in realtà, quindi. Ciao Fabio Piatto. Al Dallara. Dai ragazzi, siamo venuti fin qua per vedere segnare il Cumenda. Attenzione il Cume lancio meraviglioso, il Cume cosa... No! No! Non è vero cosa ho fatto!
Non è vero cosa ho fatto. Io sto che... Ma cosa ho fatto? Signori, ma cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? Ma che gol è? È senza senso. È senza senso questo gol. Questo gol è realmente senza senso. Guardatelo. Stop stupendo. Stop stupendo. Missile. Boom. Ciao ciao. E viene giù tutto. E viene giù tutto. Signori, è tornato il Cume. Signori, è tornato il Cume. Sesto gol. Terzo in 2 partite. Signori, this is Cume. E sono finito. Mamma mia, sono distrutto. Veneziano. Veneziano salta tutti. Veneziano salta tutti. Veneziano salta tutti. Veneziano cosa fa? Costi di Veneziano. No, peccato. Non voglio fare un gol costi però. Veneziano spondona del Cume. Peccato. Mamma mia che gol. Mamma mia che gol. Mamma mia che gol. Mamma come gioca Veneziano. Più bel gol del Kumenda, sì, sicuramente è uno dei più belli in assoluto, veramente, un gol a Cineteca. Mamma, ecco, possiamo vedere le immagini di Ferrero, ragazzi, che si è ingolato tutte le sandoriane. Il Cume, il Cume, il Cume ci ha preso gusto, missile del Cume! Cume, però c'è solo il Cume, ragazzi, questa è l'unica cosa un po' negativa della squadra, che col Bari segnavano un po' tutti. Il Borussia ci farà un pensierino a questo veneziano, forse. Il Cume prova la sponda. Il Cume, eccolo, detto è fatto, segnano anche gli altri, detto è fatto. Manolo, l'uomo dal nome curioso, Manolo. Grande Manolo, l'uomo dal nome curioso. 2-0, siamo tornati, che cazzo c'è, porca puttana, mi ero rotto anche le balle però, Doveva finire sto momento, doveva finire sto momento negativo. Doveva finire sto momento, doveva finire. Doveva finire. Doveva finire. Ed è finito. Certo, sempre con le neopromosse, però sempre con le neo. Attenzione Garrix. Garrix di testa. Bologna, fuori di poco. Ciao The Ham Style. Ciao bello mio, ci vediamo, ci sentiamo. Buon 2-0 dall'Ara però. Siamo tornati, porca troia, sì, lo possiamo dire forte che siamo tornati. Attenzione però, non esaltiamoci troppo. Zucco, il Zucco. Veneziano, buono. E qua si vuole lanciare, qua devono lanciarlo il veneziano, troppo lento. Eccolo qua, ragazzi, la tipicazione del fuorigioco. Veneziano, missile del Cume, no, sti errori, perché l'ha tirata così? Troppa fretta ho avuto, peccato. Vabbè, però ci sono le mie azioni, stiamo tornando realmente, fioi. Vedo una squadra totalmente diversa adesso. È finito il brutto momento, peccato, avrà fatto un brutto errore qua. Attenzione, Cacia, fuori di poco. Ciao The Big Boss Snake, ciao Angelo Fabiano. Vai, spondona come indiana. Dopo mi cago sti gol, ragazzi. Sono così, come nella realtà. Mi ciavigo alla porta vuota e poi magari faccio l'Eurogol di testa. Questo è il Cume, ragazzi. Prendere o lasciare. Un Cume un po' bizzarro. Cacia, l'uomo che ci ha fatto 1000 gol. Cacia, mamma mia, Cacia, ce lo soffriamo sempre. Cacia è una bestia. Ha vinto il capocannoniere PC in Serie B. Sì, era un aeroplano di carta, concordo. Zuccolini, il Zucco. Assist man, fino della Serie A. Attenzione, Garrix. Bravi fioi, però stiamo adesso un po' soffrendo, non va bene. Oikomano. Prossimo live o mercoledì o giovedì, ma penso, contato che mercoledì è il mio compleanno, penso giovedì. Cacia. No, errore del portiere. Gol del Bologna, accorcia le distanze del Bologna, erroraccio del portiere. Porca puttina. 113 like, leggo, grazie. Vai Veneziano. Venezianone, bellissimo il Cume. Strepitoso il Cume. Però non va. 2-1 non ci voleva però. Se 2-1 non ci voleva Bologna lo soffriamo, cazzo. Cacia comunque è una bestia, porca puttana. Cacia se ne va. 2-1, dai, 2-1.
Siamo venuti fin qua per vedere trombare il Kumenda. Paraparappa pippopu. Dai fioi, dai. Non ci siamo. Oh, c'ho fioi Cacia da solo. Ma andate a fare in culo, merde umane. Ma andate a farvelo, ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Da 2-0, 2-2. Dormita generale colossale. Cacia ci punisce sempre. Che secondo tempo cominciato di merda. Ma vai a fanbrodo, però, dai. Ma dai, ma per cortesia, no, adesso vinciamo. 3-2. Adesso segno, non mi interessa. Scandaloso, però, scandaloso. Scandaloso al Dallara, fioi. Il cupolotto è tornato in prota. Aia. 2-2 ragazzi, 2-2. Questo vi fa capire che in PES comunque in ogni caso in questa modalità il livello di difficoltà non conta. A parte il principiante, a parte i primi due. Ma da esperto conta solo la squadra. Questa è una cosa in realtà bellissima del gioco, perché... però mi preoccupa perché proprio la squadra vuol dire che non c'è, però c'è il veneziano. No, qualcuno ha sbagliato, troppo egoista. Dai fioi, per favore. Ma guarda cosa stiamo buttando via. Cosa stiamo buttando via, ragazzi. Veneziano, buon passaggio. Vai Manolo, l'uomo dal nome curioso. Ma no di là, ma cosa fai Manolo? Vai, ma no! Ah, è fuori gioco comunque, ok. Come ti piace Happy Wheels? No, proprio no. Quel tipo di giochi là non li sopporti. Veneziano, fallo. È una botta sto 2-2, Veramente una botta questo gol, questi due gol subiti così. Dai, prendiamola l'Inter a fare. Bravo. Grazie Franci LOL, TVB Franci. Però è pazzesco aver messo in piedi sta partita. Non ho parole. Ho sbagliato il passaggio. Però trasferimento idea che ci sarà, Vediamo quanto manca, perché potrei provarci anche adesso in realtà. Vai Kume, leggenda. No. Che brutto errore che ho fatto. Ciao Luigi Amato, ti adoro, grazie vecchio mio, sei gentilissimo. Veneziano, bellissima. Vai cazzo, segnamela tu, no, me la passa. Il Kume di sinistro, il Kume è andato, fioi. Il Kume, fuori. Ma porca. Amor mio, basto io. Che errore, porca troia. Attenzione! Ed è sempre lui. E il segna sempre lui. Da 2-0 3-2 con questa partita. Veneziano, guardatelo, si toglie anche la maglietta, no? Brutta scena questa, brutta scena al Dallara. Mihailovic non lo leva, ma bruttissima scena al Dallara. Veneziano si leva la maglietta, mamma mia che brutta storia. Brutto epilogo per Veneziano.
che sicuramente se ne andrà via. Bruttissimo anche fallo del Cume, non fischiato. Ma il Cume se ne va, brutta scena comunque, brutta scena ragazzi, brutta scena. Grazie Riccardo, mamma mia Veneziano se ne va e va nella curva della Sampdoria a dire io non sto più a chi. Bellissimo. Veneziano se ne va, Veneziano se ne va in maniera proprio schifata. Ciao ragazzi, io non sto più a chi. Brutta scena veramente, anche Mihailovic è rimasto un po' scioccato onestamente. Annuncio giocatore dell'anno in Asia, vinco io il calciatore dell'anno. Chi l'ha vinto? Black. Adesso vediamo che ci potrebbe essere il mercato adesso, sinceramente. Sì, sto leggendo la chat, però io non sto qui. Sampdoria Juve. Sampdoria Juve. A questo punto voglio salutare la Sampdoria contro la Juventus. La voglio fare questa. Porca puttana se la faccio. Sampdoria Juventus. Cosa possiamo fare il mercato? Oh, vediamo. Oh, la Genoa ha battuto la Lazio. It's incredible. Vai. Vediamo contro l'Evio cosa facciamo. Voglio affrontare la Juve, cazzo. Ciao Gabriele Randazzo. Voglio fare la grande prestazione. Comunque Mihailovic ha detto sarà l'ultima partita di Veneziano, quasi certamente. Perché è stato un gesto brutto, però contro la Juve lo voglio mettere perché non sono pazzo, mamma mia, e voglio comunque avere una possibilità in più. Gioco in attacco nella realtà, però sono anche portiere, diciamo che sono doppio ruolo, un po' come tutti i portieri che fanno anche gli attaccanti o viceversa. Tantissimi portieri prima erano attaccanti. Tevez, Carlitos. Come fai a essere così pazzo? Non lo so. Me lo domandano in tanti, ma non lo so. Bellissimo, stiamo giocando alla grande contro la Juve. Attenzione il Cume in area. Vabbè, ma andate a fare in culo però. Perin ha preso la Juve. Dai, voglio segnare la Juve a tutti i costi. Vai Cume di testa e Perin è forte, Attenzione alla Samp, fuori di niente. L'Oriente. Bella, l'Oriente veneziano è una bella sfida tra due bomber. Comunque veramente, Cume, ti ho fatto una domanda, dimmi Giuseppe. Comunque le parole di Ferrero, ci dispiace tanto di questo volere di veneziano, noi la contentiamo, d'altronde la squadra non ha sicuramente giocato bene in questo girone d'andata. Se sarà la possibilità troveremo un'altra squadra al Comendone. Adesso però deve concentrarsi contro la Juve. E Ferrero sul gesto di veneziano che si è tolto la maglia dopo la partita col Bologna, è un ragazzo, anche lui viene da Sampdoria, mamma mia, dalla città di Sampdoria, e quindi ci può stare tutto. I tifosi l'hanno già perdonato e capiscono, la Sampdoria sta facendo cagare. Ma è veneziano, dai, mamma mia, come vince veneziano. Lo so che un passaggio non lo fanno. Vai Cume sta giocando bene, però la Sampdoria perderà veramente tanto senza il Cume. Rischia di andare. Per me va in B la Sampdoria senza di me. Però d'altronde non posso più stare in una squadra così. Se il Palermo mi vuole, vediamo, vediamo. Però a questo punto vorrei veramente. Intanto vediamo come è messo il Borussia comunque,
Ora giocare con Royce piacerebbe. Comunque la Juve sta facendo cagare la Juve contro di noi, Brutto fallo di Veneziano. Vidal, bagno schiuma! Primo tiro della Juve. Mamma mia. Ciao Luca Curti, ti ho già salutato però è Luca. Ciao Luca Curti. Dai ragazzi, no però... Giocando veramente male la Juventus, comunque avete ragione. Ciao Mark, tutto gamers. Ho sbagliato, sì, devo mettere Sampdoria, ho sbagliato, scusate ragazzi, ho sbagliato il titulos. Ciao Pio Canguro. Ciao Licatese 90. Eccolo qua ragazzi, lo sapevamo, tra il primo e il secondo tempo, striscione per Veneziano. Veneziano, grazie di tutto, questa squadra non ti merita. Tu ci metti il cuore, loro solo il pacco. Saluti, curva della Samp. Momento veramente toccante. Momento toccante. Sono durati solo 6 mesi. La storia d'amore tra anche meno. La storia tra Comenda e Samp. Adesso dobbiamo trovare una squadra sto veneziano, Sarebbe bello salutare la squadra con un gol, però quello che è successo col Bologna mi ha fatto veramente girare i coglioni. Veramente tanto. Attenzione, tanto c'è Di Marzio, attenzione Di Marzio con il suo telefono, che ci sono delle squadre interessate a Veneziano. Attenzione Di Marzio con i suoi capelli meravigliosi, grande Di Marzione. Attenzione, possibile contatti per Veneziano. In una recente intervista alla Blind tedesca, Klopp ha affermato che la coppia veneziano-Royce sarebbe una coppia intanto bellissima, dai capelli meravigliosi, e secondo una coppia di giovani pazzi, veloci, tecnici, stellari, che può fare la differenza in Germania, vedremo. Attenzione intanto, attenzione, Manolo! E Manolo la mette! E Manolo la mette! L'uomo dal volto inguardabile, Manolo. Attenzione, non vogliono farmi andare via. Attenzione, coro, infatti. Come non te ne andare, non te ne andare, non te ne andare. Pazzesco, stiamo vincendo con la Juventus. Incredibile, incredibile. Signori, this is football. Questo è il calcio. Lo sport vero del mondo perché? Perché è imprevedibile. Perché è imprevedibile. La pasci. Vediamo se il primo tiro la Juve segna, ma ci mancava poco. Sì, la Juve è tanto sottotono, ragazzi. Il Cume in lacrime, coro anche di Ferrero si unisce al pubblico. Cume non te ne andare, non te ne andare, Cume non te ne andare, non te ne andare, Cume non te ne andare. Siamo venuti fin qua per vedere il Cume restar. Tantissimi cori, ma ancora Di Marzio, ragazzi, da bordo campo. Attenzione, offerta, forse c'è un'offerta per Veneziano, ma non si sa ancora la squadra. Prossimi sviluppi su calciomercato, l'originale, in diretta alle 23:30 con Bonan, l'uomo di plastica, e Faina, l'uomo da uno sguardo pressoché inguardabile. Tevez, mamma mia, ragazzi, questo live sta vaneggi puri. Tevez. Grazie, Franci LOL, mamma mia che Juve. Tutti i Genibus che ride, penso sia per i vaneggi su Di Marzio. Attenzione l'Oriente. Che Sampdoria che va a battere forse la Juve, pazzesco, ragazzi, pazzesco. Attenzione, Veneziano per poco la rubava.
Tevez, Carletos. Che brutta Juve però, mamma mia che brutta Juve. L'Oriente, finora la sfida dell'Oriente veneziano l'ha vinta veneziano, ma aspettiamo. Che storia interessante. Guffattone di culo. Ecco. Attenzione ragazzi. Bagnoschiuma Vidal. Cross di Vidal. Bravi. Veneziano. E Veneziano si può distendere. Veneziano, vai Kuma. Finora decide il gol di Manolo. Il Kuma fa un bel coso. Vai Manolo. Manolo. Juve inguardabile comunque, veramente. Veneziano. Esce ancora bene Perin. Attenzione la Samp! Mamma, sto qua veramente a un tiro di un cioccolataio obeso proprio. Ora che dicono i tifosi? I tifosi stanno aspettando la fine della partita per festeggiare una vittoria pesantissima per la Samp. Speriamo. Attenzione, ecco, Tevez, forse parlo troppo presto, Tevez, Carlitos. Sarebbe bello però battere la Juve. Il Barza. Arturo che ce l'ha duro. E finisce qua, 1-0, Veneziano saluta il pubblico. Saluta la curva e se ne va subito negli spogliatoi. Può essere già un segno che vuole fare le valigie o non ha il coraggio di salutare i tifosi. Chi lo sa, lo scopriremo sul calciomercato, l'originale. Vabbè. Grande vittoria comunque. La Sampdoria va all'11° posto e fa un piccolo balzo. Il Chievo Verona quinto, il Genoa quarto. Vedi, volendo con una serie di vittorie potremmo anche puntare all'Europa League con quelle squadre. Ma adesso sono le trattative. Conosci Need for Speed? Sì, lo conosco. Ci sono qualche offerte, vediamo. Finestra di mercato. Allora, vediamo se arrivano offerte, arriva qualcosa. Trattative. Richieste di trasferimento, ragazzi, noi ci proviamo. Il mio agente, il signor Giampaolo Raiola, fratello di Mino. Vediamo cosa va a fare Bundes. Intanto vediamo come è messo il Borussia, però. Statistiche stagione. Sono settimi per il momento. I risultati sono in Europa League. Vediamo come sono messi in Europa League. Non un grande Borussia se è in Europa League. No, aspetta. Impazza il calciomercato, ragazzi, di marzo dappertutto. Allora, vediamo intanto, vediamo. In campionato il Borussia quanto distante è? Settimo, che sboccio, mamma mia, potremmo ritirarlo su per carità. Qua in Coppa? Ok, siamo... Vabbè, siamo ancora ai quarti, siamo. Ok. Europa League. Europa League. Fase di eliminazione diretta, ci siamo già? Ok. Siamo... Ottavi di finale, no. Partizan. Ok, siamo contro il Feyenoord. Beh, siamo comunque... è messo male il Borussia. Vediamo se c'è Royce. Vediamo se c'è il piccolo Royce. Informazioni in squadra. Vediamo un po' la squadra che ha il Borussia. Potremmo tirarlo su noi. Stare a fare però un progetto di più anni, ve lo dico già, se stiamo al Borussia. Rosa squadra. Allora. Allora, Pierre-Emerick c'è. Eccolo qua, ragazzi. Eccolo qua. Marchetto Royce. Ciro Immobile. Ok, ci sono tutti. Il piccolo Royce, il piccolo... Aren. Ok. Proviamoci, ragazzi. Vediamo il loro gioco. Impasta il mercato, ragazzi. Cerchiamo di fare un progetto almeno di 2 anni e mezzo al Borussia, Un progetto importante al Borussia. Progetto comendiano al Borussia. Schema di gioco, come giocano. Allora, che cazzo però Royce punta. Mi sembra strano però Royce punta. Infatti non gioca neanche da punta. Io spero che
spostano in fascia Royce, gioco io, perché cazzo, se no non potrò mai andare con Royce, mi sembra una cagata, sinceramente. Royce ha la faccia di un tossico arabo. Oddio. Guarda Klopp, ciao bel Klopp. Ok, avanzamento. E sicuramente non gioco più, ho rescisso il contratto, me ne frego. Grande Francis LOL. Francis Ford Coppola. Vediamo un po'. Niente da rilevare. No, il Milan aspetto ancora per il Milan. Non è ancora il momento di andare al Milan. Voglio andare un po' all'estero, voglio disanticipcarmi. Pallone d'oro, l'altro anno ha vinto Lionel Messi. Quest'anno vediamo chi vince. Per me Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ragazzi. Ronaldo ha vinto il pallone d'oro, quarto pallone d'oro per Ronald contro i 5 di Messi, che parliamo veramente del gioco. Secondo Messi, terzo Cavani. Immobile. Miglior allenatore Luis Enrique, che bello. Ciao Luigi. Ciao Luigino, ciao Luigino, ciao Luigino, ciao Luigino. Ok. Immobile sembra un cesso vivente. Il Come chiaramente non gioca adesso perché chiaramente la società gli ha dato l'addio con la Juve, ma non posso più giocare. È stato raggiunto l'accordo, ragazzi. Offerta fatta, contratto. E firmiamo, ragazzi. Contratto di 2 anni a 3 milioni e 5. Mamma mia, che offerta stupenda. 2 anni minimo me li sparo. Quindi adesso sarà Borussia per un po', eh. Dobbiamo riportarli su. Ok. Siamo al Borussia, ragazzi. Siamo al Borussia Dortmund. Salta l'incontro. Vediamo la Sampdoria. Ha perso 3-0. La Sampdoria saluta Veneziano, che va al Borussia Dortmund di Marco Reus, e sarà prima sfida con lo Stoccarda, ragazzi. Quindi nel prossimo live si parte dal Borussia Dortmund e si va al Borussia per fare tanti e tanti anni nella squadra di Reus. E abbiamo anche lo stadio. Allora ciao, allora ciao. Eccolo qua, guardatelo, bello come il sole. Schema di gioco, bisognerà capire un po'. Eccolo qua, Reus a sinistra e Veneziano punta. Ciao ragazzi. E adesso, ce la godiamo. E adesso ce la godiamo davvero. No, adesso scrivo Sampdoria qua, del prossimo metto Borussia, perfetto. Ragazzi, un saluto del comandante veneziano. Adesso rispondo a 2 o 3 domande se volete. Salviamo qua. Salva. E siamo al Borussia. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Beh, me la sono meritata comunque. Ho tirato la carretta con la Samp. Mi ha deluso molto e ciao. Adesso però stiamo un po' di anni al Borussia, eh. E siamo contro Timo. Timo Werner, un giocatore che amo tantissimo. Ok, 3 salvataggi per sicurezza. Devo cambiare le scarpe, anche assolutamente, le cambio dopo. E niente, raga, sono stato qua con voi 5 minuti, salute ciaccolare un attimino. Ah, tutti che vanno. Giovedì sì, comunque Football Manager giovedì, anche io ti voglio bene Alessandro. Metto sempre HD perché mi piace così, nel senso mi piace far vedere anche nei titoli che i miei video sono sempre in Full HD, a parte i live che ancora non posso metterli in Full HD. È una cosa che mi piace. Cosa pensi di Verde della Roma? Secondo me può far bene, però è ancora all'inizio con calma. Però a me piaceva tanto della Roma il difensore che hanno venduto, Tirvalla, come cazzo si chiama? Quello era forte, l'hanno venuto all'Leverkusen, deficienti. Duello Timo Kuma in arrivo, sì. Mi fai morire, grazie Franci LOL, grazie. Franci for Coppola LOL è un mito, eh. Buonanotte Kume, ciao Danilo, ciao Dorigi, grazie Desmike. Il nuovo Pasquale Luiso. Però adesso ragazzi, veramente, cioè col fatto che adesso veramente ho, come si dice, ho un affetto da tutte le parti, dovevo fare una scommessa, dobbiamo arrivare entro domani a 80.000 iscritti, ragazzi. Entro domani, se no mi incazzo. Scherzo, ok. Stavolta Immobile e Ramos come concorrenti, sì. No, il Borussia non lo fa apposta, a volte succedono stagioni così, purtroppo. Ciao Gianluigi, buonanotte. Ti saluta Emanuele Ziti, non parlare troppo, mi raccomando. Ciao vecchio mio. Ciao Luca Lancia Delta. Ciao Mito. Come ti aspetti in Irlanda? Se devo venire con la mia ragazza che ama l'Irlanda.
Il Milan spero che non deve andare in Europa League, voglio che retroceda. Questo meritiamo purtroppo. Ciao Flavione. Comunque giovedì è anche il mio compleanno, bravo. Luigi, non posso fare video con altri youtubers perché lo sappiamo che le collaborazioni sono difficili, soprattutto per un canale come il mio che non ha tantissimi iscritti, che sono iscritti veramente cazzuti, meravigliosi e stupendosi, con il pacco gigante, grandi. Riccardo Rusconi ti saluto. Come quando fai la live giovedì. Cosa pensi dell'Atletico che si tiene in forma? No, scherzo. Una bellissima squadra, Simeone è un grande. Notte Roberto, notte Bakim. Sì, deve retrocedere il Milan, se lo merita. Una vergogna. Il mio Milan non è questo. Questo non è il Milan, questo è la C Milano. Gabriele Randazzo, buonanotte. Mito. Ciao. Ciao The Dark Mask. Note. Non lo so, Alessandro, penso di sì comunque. FIFA ce l'hai, sì che ce l'ho. Chi vincerà la Champions, Torquato, per me il Chelsea ha buone possibilità. Giusto Poleven. Buono ragazzi, devo andare che devo staccare che ho qualche impegnotto. Raga, ci sentiamo giovedì per il live sicuro, prima non lo so, perché martedì e mercoledì festeggio il compleanno. E niente fioi. Un saluto dal commendone veneziano, siete veramente meravigliosi e mi fate sentire proprio un figo ragazzi, con il vostro calore, con la vostra simpatia e con i vostri commenti. Raga, un saluto dal commendone veneziano, siamo al Dortmund, Royce e veneziano, contro tutti. Ciao!